meu che non ha numera e in coro meu no bauni spera. Storie di sport fatte con i guantoni, grandi sfide che nascono dal quotidiano e che hanno regalato alla Sardegna allori importanti, ancor prima del bianco e nero. Tanti da non poterli raccontare tutti, ma altisonanti e capaci di riportare l'eco di imprese lontane. Benintonende unudillu, benintonende unudillu. Pugili in Sardegna hanno dato gloria allo sport non solo isolano ma anche nazionale, perché abbiamo avuto in passato 10 campioni d'Europa nelle varie categorie, abbiamo avuto 2 campioni del mondo e fra i più celebrati, perché stiamo parlando di campioni del mondo del livello di Salvatore Burruni, stiamo parlando di campioni del mondo come Franco Udella, e campione d'Europa di grandissimo rilievo mondiale come Tonino Puddu, che è stato forse tra i picchiatori quello più forte che abbiamo avuto in Sardegna, e che ha combattuto in tempi in cui c'erano fra i campioni personaggi come Mano di Pietra, ecco, per capirci. Ai miei tempi, da ragazzo, si usciva di casa e si andava a giocare a pallone per litigare, per fare a cazzotti con i vari rioni. I vari rioni di Cagliari, che allora Cagliari era piccola, non era grande come quando io ero bambino, e ogni partita era una scazzottata. Mi piaceva lo sport del pugilato proprio perché era uno sport singolo, cioè io volevo avere gli allori se vincevo e le colpe se perdevo. Fuente agradecida, dai purudeo, moto de la Sabina. Tonino Puddu è le storie dell'infanzia, di un momento particolare, irto di difficoltà. Vivere in Sardegna era meno facile forse che vivere altrove. Per un ragazzo di 15 anni che non aveva studiato, che era cresciuto in una famiglia dove solo il padre lavorava e dove non c'era da scialacquare per conquistarsi una fetta di mondo, una fetta di vita un po' tranquilla, uno dei mezzi era quello di diventare campioni di pugilato, campioni veri. Noi avevamo dei grandi campioni. Nella strada passavamo via Roma, via Sonnino, nei bar e vedevamo fotografie di pugili, non di giocatori, però Rollo, Gianni Zudasa, Fortunato Manca, Pul Burruni, Boi, tutti i campioni, Paolo Melesi, tutti i grandi campioni di quegli anni. E noi ragazzini quindi eravamo entusiasti di questi qui che volevamo emulare, volevamo essere come loro, ecco. Piero Rollo era stato il primo pugile a vincere in nome e per conto della Sardegna pubblicamente, perché nel 1956, quando iniziò a trasmettere la televisione, Piero Rollo conquistò il titolo italiano dei pesi gallo battendo Dugini per KO alla ripresa, e i bar, i cinema, i locali di ogni genere erano pieni di gente che assisteva all'incontro. Fu la prima vittoria della Sardegna nei confronti in qualcosa, perché la Sardegna fino ad allora non aveva avuto molta fortuna né nello sport né in altre cose. Ecco, quella fu una grande vittoria dei sardi, diventò l'eroe di questo popolo che aveva fame, sete di vittoria, di conquistare qualcosa, di non essere messo da parte come spesso e troppo spesso è accaduto. Noi siamo sardi e abbiamo onorato la nostra terra salendo sul ring da soli, vincendo, anche perdendo, ma facendo onore alla nostra terra.
Vittorie in nome di una terra che aveva gran voglia di riscatto, con uno sport che aveva in sé le caratteristiche più vicine alla Sardegna del momento. El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar cernían arena, como sacudí el jibe a Chan Chan le... Il pugilato è soprattutto capacità di fare fatica, di soffrire, capacità di soccombere anche in silenzio, il sapere che se vuoi vincere devi lavorare sodo in palestra, devi soffrire per tanti mesi, devi badare al letto in più o in meno di peso, devi essere pronto ad andare sul ring e con lealtà combattere contro un avversario che ha il tuo stesso obiettivo, quello di abbatterti, ma con delle regole che fanno di questi pugili degli artisti. È stata chiamata la nobile arte non a caso. Certo tipo di pugilato è violento, ma il pugilato fatto bene è veramente una nobile arte, e la cosa del pugilato è fatto con scherma. È chiaro che per vincere bisogna picchiare, ma quando si picchia bene, con eleganza e con rispetto reciproco fra gli avversari, il pugilato è molto bello. Il pugilato è molto bello e in Sardegna ha raccontato storie importanti. Llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. Uno che trascinava molta gente era negli ultimi anni era Galici. Grande entusiasmo del pubblico per la vittoria di Galici, che ha letteralmente distrutto il suo avversario, infliggendogli in sole 3 riprese ben 4 conteggi e costringendo l'arbitro ad interrompere il combattimento a circa metà del terzo round, quando Sonco, colpito da sinistri e destri devastanti, era ormai in difesa passiva. Quella di ieri sera, per il super welter sardo, che era all'esordio sul ring di Cagliari, è stata la 5ª vittoria per KO su 7 incontri disputati e tutti vinti. Nel cesso tutto quello che oggi sembra la verità. Domani forse neanche lo ricorderemo. Compriamo tutto senza guardare i conti. Chissà domani quanto pagheremo, eh? Homo sapiens, padrone della terra. Quanto ti piace, fare la guerra? Un po' di sangue dà un po' di colore. Non si può vivere di solo amore. Era un personaggio. Il personaggio del pugilato molto spesso è quello che ti fa rivivere continuamente il magico rituale del KO. Nel pugilato il KO è sempre una cosa che è nell'aria e che al pubblico piace. Quindi Galici era un gladiatore, era uno che aveva una grande potenza, sembrava nascondere un mattone in ogni guantone. Ed era anche un tipo, diciamo, schivo, un ragazzo schivo, un bravissimo ragazzo schivo, di poche parole, a volte ombroso, ma comunque era proprio un personaggio vero e proprio. Un po' di emozione c'è sempre per combattere vicino al proprio pubblico. Penso che abbia dato la soddisfazione al pubblico che mi segue di meritarmi il loro affetto. Sei più emozionato adesso o prima del match? Ma forse un po' adesso. E allora sì, facciamo del male, del resto l'uomo lo si vede dovunque, è il più violento e feroce animale. A chi gli piace la pena di morte, a chi gli piace picchiare la gente, a chi gli piace il regime guidato da gente pazza e malata di mente. E Fisio Galici diventa campione mondiale junior dei pesi welter contro Orlando Rozzo. Una chitarra distorta e quella fatta screcciando col disco. E allora vai con un po' di violenza, con la chitarra e con la batteria. La mia violenza è un antidoto al male, la mia violenza si chiama energia. E allora, visto che non puoi farne senza, e allora vai con un po' di violenza.
cattivo, bravo. Era un uomo cattivo, non rispettava niente. Era un pugile cattivo veramente sul pagato. Storia o leggenda, dammi la chiave. Storia o leggenda, dammi la chiave. Forse il match che mi ha impressionato di più è il mondialino che ha disputato, poi successivamente ha fatto l'Europeo che non doveva fare. Quello è forse quello che ricordo di più perché ero ragazzino. Prevedevi una finale di questo tipo? Sì, io lo prevedevo perché da come mi hanno descritto l'avversario mi hanno detto che era un uomo ostico ed infatti ha dimostrato di essere un uomo ostico e c'ha la box americana, la tipica box negra. Ha dimostrato di valere quello che è. Mi sono sorpreso a pensare ad un certo punto che se gli avessero fatto disputare un mondiale autentico anziché un mondialino,
contro il campione del mondo che era Mark Breland in quel periodo, un pugile molto tecnico ma secondo me non in grado di incassare i colpi di Galici, forse avremmo avuto un campione del mondo di pesi welter. A questo punto conto solamente il mondiale, cioè l'europeo se si può saltare è più preferibile saltarlo, se poi c'è da fare l'europeo facciamo l'europeo, ma purché non facci più questi match così, non che non siano match da fare, solo che ormai arrivati a questo punto io voglio fare il mondiale. Ha avuto la sfortuna di imbattersi per il titolo europeo in un tecnico come Mauro Martelli, un italo-svizzero contro il quale non è riuscito a vincere. È stato grande anche nella serata più drammatica. Gli è sfuggito l'europeo dei welter, ma ha colpito al cuore tutta la sua gente. Poche parole urlate al microfono sopra un quadrato bagnato di sangue, un attimo dopo aver conosciuto l'esito del verdetto. Grazie per il vostro affetto, ma il mio avversario merita il titolo e gli applausi. Io chiudo qui, sono vecchio, non ho più la forza per continuare. Efisio Galici, l'indio di Villanova, 30 anni, un destino costruito con i pugni ed il coraggio, prima uomo vero, poi campione sul ring. Mauro Martelli, il principe del ring, 23 anni, un curriculum ancora immacolato, gli ha rubato ogni illusione, ma non la dignità di saper cadere in piedi. Era già una decisione premeditata perché io ho rinnovato nuovamente il contratto con Branchini, quindi avevo già deciso, vincevo o perdevo avrei smesso perché non ho più voglia di soffrire. Non conviene soffrire per questo sport, mi ha dato tanto questo sport, ma ormai arrivato a una certa età non conviene più soffrire. E che oggi mi mancava lo scatto e basta, perché ho visto quei pochi colpi che gli sono presi e ho visto che li accusava. Praticamente mi è mancata solo lo scatto, la velocità per imprimere ancora di più potenza ai miei colpi. So che fanno male, quindi no, non che io vado perché voglio buttarlo giù, però so che fanno male, che infatti lui stesso un paio di volte visto che barcollava. Ho detto anche al mio maestro, in principio sto perdendo, il maestro mi ha detto no, non stai perdendo. Diciamo che il match era equilibrato, per cui un risultato di parità non avrebbe affatto fatto gridare lo scandalo, ecco. E proprio quel match fu l'ultimo della carriera di Galici che abbandonò. Dopo gli anni trionfali del periodo aureo di Picciao, non è vero che non ci sia stato fatto niente, perché Puddu, perché Scano, perché Galici sono stati fior di campioni e ci sono stati anche altri organizzatori. Non c'è stata una sequenza regolare di attività. In questo momento in maggiore evidenza Fabrizio Cappai e Salvatore Fanni. Storia o leggenda, dammi la chiave. Storia o leggenda, dammi la chiave. Finita la favola ai Galici, il pugilato sardo cercò altre storie da raccontare, tra queste quella di Bruno De Montis. De Montis è stato campione italiano nell'81 e è andato a prendersi il titolo a Caserta contro Ventrone, vincendo per abbandono la 10ª ripresa. L'ha perduto 5 mesi dopo, questa volta a Chianciano contro Giovanni Vitillo. E poi ci ha riprovato nell'87, un'ultima volta contro De Lorenzi, ma era ormai, diciamo, non più il pugile dell'81 ormai.
Ma non vorrei che tu a 00:03 stai già pensando a un altro uomo. Mi sento già sperduto e la mia mano dove prima tu brillavi è diventata... Era un combattente che sapeva lavorare molto bene al bersaglio grosso, tant'è vero che uno dei suoi colpi preferiti e anche più micidiali era proprio il montante sinistro al fegato. Aveva una tecnica discreta, ma era soprattutto un combattente. Non aveva molta cattiveria, nel senso che tanto sul ring quanto nella vita era un bravissimo ragazzo. La mia box si basava sulla classe, insomma, sulla freddezza. Sì, buono, però il momento che dovevo dare davo, però ripeto, non ci vuole anche il cuore, carattere, proprio io già chiedevo scusa all'avversario perché lo mettevo giù, chiedevo scusa, per dire. Però il momento che dovevo dare non mi tiravo indietro, solo dopo quasi come se mi pentivo di averlo messo giù. Forse a me è mancato quello il cuore. Tu brillavi, è diventata un pugno chiuso, sai, cattivo come adesso non lo sono stato mai. E quando mezzanotte viene, se davvero mi vuoi bene, pensami mezz'ora almeno e dal pugno chiuso una carezza nascerà. Io picchiavo, però mi tendevo anche a scoprirmi. E quante volte la buona di Gianni mi sgridava, fai così, e certe cose in certi momenti non ho dato ascolto anche, ho fatto molti sbagli. Diciamo che non è stato un pugile casalingo, ma è andato a cercarsi proprio gli incontri e le vittorie fuori, anche se poi molte volte ha perso, come ha fatto nell'83 contro René Weller a Berlino, finendo perdendo per capotecnico la settima ripresa, ma Weller era uno che l'anno successivo avrebbe conquistato poi il titolo europeo, quindi era un campione di potenza. Quindi, Demodis è un pugile molto coraggioso, molto, diciamo, portato per la battaglia serrata e ha fatto la sua parte. Poi sono venuti Campà e Mannà i faldi che io ho avuto l'onore di organizzare per loro e parecchie riunioni con parecchia gente e altre meno. Lo que yo siento en mi corazón y luego quiero explicarte lo que yo siento en mi corazón, mi corazón. Yo vengo aquí para cantar, para cantar. Praticamente ho fatto tutto quello che esiste nel mondo dello sport dilettantistico, giochi mediterranei, mondiali, europei e le Olimpiadi. Peso mosca, 51 kg per 164 cm di altezza, Andrea Mannai ha iniziato a fare pugni in palestra e non in strada, sottolinea con forza, nel 1976. 3 anni dopo è arrivato il primo successo ai campionati italiani novizi. In 12 anni ha combattuto contro 100 avversari, ha vinto la medaglia d'argento agli europei di Budapest, il bronzo agli europei di Torino, ha conquistato 2 titoli italiani, per 3 anni consecutivi è salito sul gradino più alto del podio al prestigioso torneo di Mestre. Non ho mai sognato di fare il professionista perché già dice professione, pugilato, c'è chi la vuole fare, la segue, però alla fine il pugilato è sempre duro. La 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 la. Non so se hai presente un uomo, quello creato il 6° giorno prima delle ferie. Andrea Mannai non era fatto per il professionista, era un altro pugilato. Andrea poteva restare dilettante altri 4-5 anni e fare le prossime Olimpiadi anche, solo
l'hanno costretto, non io, perché io non costringo nessuno, non mi metto in mezzo quando passano professionisti. L'ho fatta per soldi, la verità, professionista. Mi stavo facendo la casa, mi stavo sposando, avevo 33 anni. Però quando ho capito che mi sa che sono l'unico pugile che ha dato le dimissioni, ho mandato le dimissioni al procuratore Rocco Agostini in lettera. Mannai non è che non ci abbia provato, nel 92 per 3 volte ha tentato di portare via il titolo ad Antonio Piccardi e tutte e 3 le volte ha fallito. KO alla terza anche per il gallo Miguel Pachegno, troppo forte per lui il pugile quartese Andrea Mannai. Io ho capito quando l'ultimo incontro che ho fatto a Elmas, ho pareggiato, però mi hanno dato pari. Non vedevo i colpi, vabbè l'ho fatto per soldi, ero una bambina piccolina, stavo già lavorando come muratore, mi stavo salvando, mi servivano i soldi, mi servivano, mi hanno detto vuoi fare l'incontro? Ho fatto l'incontro, ho visto che, ho fatto con un campione belga, bravino, ho visto che arrivavano i colpi ma non ce la facevo a schivarli, ho detto no basta. Basta, meglio finire adesso che poi un domani sentire i colpi. Infatti io con Fabrizio, se guardi, non ci abbiamo il naso rotto. Io non ce l'ho il naso rotto e ho fatto 130 incontri. Non perché non ho preso pugni, perché noi il pugilato abbiamo studiato, la nazionale abbiamo studiato il pugilato. Abbiamo studiato difesa, l'attacco. Se io dovessi insegnare ai ragazzini il pugilato, innanzitutto le insegnerei la difesa. Prima si insegna la difesa, poi viene l'attacco. Prima pensare a non prendere, non come prima che si lanciavano il sacco in faccia, così ci alleniamo a prendere i pugni. I pugni presi sono presi, basta. Non sono pugni che poi un domani più ne prendi, meno ne reggi. Meno ne prendi, più ne reggi. Questa è l'idea mia, voi non lo so. Altra grande speranza del pugilato e altra storia intrigante è quella di Fabrizio Cappai. Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere. Nel mare in tempesta, e forse non basta. Ma ti confesso di avere paura, non mi è ancora successo. Paura del mondo, di te, a volte anche di me stesso. Non passa. Abbiamo un battito che batte come un martello. Io ricordo la buonanima di Branchini, il grande manager dei nostri grandi pugili, che disse è nato un nuovo Perorollo quando seguiva Cappai. Fabrizio Cappai, anche se sì, io sono cresciuto con lui. Però forse è l'unico pugile che mi ha dato un'impressione del pugile completo. Cappai è stato l'indiscusso numero 1 del pugilato dilettantistico italiano, a sorpresa escluso dalle Olimpiadi di Seul. Mi hanno fatto le scarpe i miei colleghi, diciamo, pugili, perché durante una preparazione che si faceva a fine maggio dell'88, tutti i probabili olimpionici avevano fatto una protesta per un aumento di soldi. Ho dovuto firmare perché essendo un collettivo, essendo tutti assieme, ho firmato anch'io per ultimo. Ci si era fatta una riunione, il presidente l'aveva presa contro di me, credeva che io ero il responsabile di questa cosa, che ero il promotore di tutta questa situazione. Lui si era rivolto con me con toni un po' aspri. E a me mi dava un po' fastidio questo comportamento che aveva avuto nei miei confronti. Io le avevo risposto che se lei dava le colpe a me, io la ragione la davo alla gente ignorante. E lui questo se l'è legata al dito. Lo que yo siento en mi corazón, mi corazón. Yo vengo aquí para cantar la rumba de la rumba. I primi anni da professionista sono stati bellissimi perché li ho fatti con Umberto Branchini,
E i primi 14 match ho incontrato anche gente di valore mondiale e mettendoli anche in knockout. Invece gente magari come uno Stecca, erano pugili che magari facevano con lui e poi i branchini Umberto li passava a me. Storia o leggenda, dammi la chiave. Storia o leggenda, dammi la chiave. Ci vuole un fisico speciale. Fabrizio Cappai, subito dopo le Olimpiadi negate a Seul, passa professionista. Nel settembre 94 conquista il titolo italiano, sconfiggendo D'Angelo nel ring di Utah. Vai bene così come sei. Tu che cercavi comprensione, sai. Ti trovi lì in competizione, sai, Ci vuole un fisico bestiale per resistere agli... Fabrizio Cappai poteva restare 1 mese, 2 mesi senza allenarsi, andava a combattere e vinceva i combattimenti, da dilettante. Faceva tanti sacrifici perché in un giorno ti aumentava 2-3 kg. Il problema di Fabrizio era solo il peso. Io è vero avevo questo problema del peso che ogni volta facevo dei sacrifici a scendere 12-13 kg. E quello un po' ti rovina anche un po' della preparazione. A livello ti butta giù dei sali minerali che non riesci poi magari più a reintegrare, anche perché il peso è la cosa più brutta che ci sia per il pugilato. Come dicono i proverbi, e lo dice anche mio zio, con mente sana, il corpo sano, e adesso sono convinto anch'io, non ci vuole molto allenare. Il titolo italiano di Cappai dura poco più di 6 mesi. Nell'aprile 95 glielo sottrae Stefano Zoff. Ho cercato di togliergli sempre l'iniziativa anche subito dal primo round. Ho aspettato un attimino, alla quarta ripresa abbiamo iniziato a scambiare, lui ha messo dei buoni colpi anche lui, difatti li avevo sentiti. E poi niente, poi in uno scambio duro ho messo 2 bei montanti, un gancio destro e è andato a knockout. Fabrizio non era inferiore, Fabrizio era più di Zoff. Il proseguo della carriera di Cappai è stato condizionato dai pochi incontri. Un pugile non può stare fermo, fare un match ogni 17 giorni, e ogni 17 mesi, ogni 12 mesi. Un pugile ha bisogno di combattere almeno ogni 40 giorni, massimo ogni 3 mesi. Anche quando ha perso con Medina, Fabrizio non ne ha preso botte, ha fatto il suo combattimento, non c'era mentalmente, vuol dire che c'era qualche cosa che si è stato sbagliato. Il pugilato è una cosa che va fatta con la testa e bisogna fare il discorso anche di una buona preparazione per poter esprimere dei combattimenti sul quadrato. L'ultima storia di box che vi raccontiamo è quella di Salvatore Fanni. Fanni è stato un bravissimo pugile, inizialmente non accreditato di poter compiere grandi imprese perché arrivava da una militanza dilettantistica che non gli ha visto né indossare la maglia azzurra né conquistare titoli né altro, quindi da professionista è stata una bella sorpresa perché ha incominciato a mostrare di possedere un pugno da KO che nel dilettantismo non aveva mai mostrato. Salvatore Fanni non ce l'ha fatta. Ha lasciato nelle mani dello scozzese Pat Clinton il titolo europeo dei pesi mosche e non è quindi riuscito a emulare le imprese di Burruni e Udella e iscrivere il suo nome nell'albo continentale di una categoria che ha sempre visto in primo piano i pugili sardi. Sul ring dello stadio Quartese di Isarenas, Fanni ha perso l'imbattibilità che durava da 16 incontri, ma ha comunque disputato un match generoso. Of the fire.
It's the book I'm afraid to write. It's the book of my days, it's the book of my life. And it's cut like a fruit on the blade of a knife. And it's all that you see as the section reveals. There's some sorrow in every life. If it reads like a puzzle, a wandering maze, then I won't understand. Anche lì un lavoro fatto magari, un lavoro di potenziamento maggiore, poi il suo fisico è paragonabile a quello di un motore diesel che stenta a mettersi in moto ma poi una volta che parte non si ferma più, i guantini più leggeri, una cresciuta fiducia in se stesso e tutti questi ingredienti possono fare poi il campione. Per arrivare a questi risultati ci sono voluti sacrifici e io li ho fatti, ho dato tanto, ma tanto, per l'Italia, per la Sardegna e soprattutto anche per l'Europa, perché sono diventato campione d'Europa. Poco meno di 4 minuti. Per diventare campioni d'Europa serve poco, se il nome di battesimo è Salvatore Fanni. Il pugile cagliaritano sabato notte ha mandato in visibilio il pubblico del palazzetto di Montemigi a Cagliari, divorando in un sol boccone l'avversario. Nella seconda ripresa lo scozzese Joe Kelly ha dovuto infatti cedere la corona dei pesi mosca per KO tecnico. La rabbia di Salvatore Fanni si è sciolta in lacrime quando il suo maestro Gianni Locci lo ha sollevato in aria. Nella sua mente, in quel momento, devono essere sfilati i ricordi legati alla sconfitta patita 8 mesi prima per opera di Pat Clinton, insieme con la certezza di aver preso il posto di Efisio Galicci nel cuore degli appassionati della box sarda. Il pugile vecchio è quello che dà lo stimolo al successivo, al giovane che sta emergendo. A me piace, a me dà tanto coraggio, cioè significa che anche lui vede in me una sorta di campione, che dove lui magari non è riuscito e cerca di rincuorare un pugile che sta arrivando e magari dare più soddisfazione e dare più credo al pugilato. Per me è una grande soddisfazione, a me piace, dà un coraggio magari in più a rispecchiare il combattimento, a andare avanti, a essere più combattivo. Ricordo che alla seconda ripresa l'ho messo a KO, proprio, è stato un flash bellissimo. Quello resterà fin quando vivrò. Fanni ha meritato tutti quei successi per la grande determinazione che ha dimostrato, per la grande volontà che ha avuto nel raggiungere il successo e per i sacrifici che ha saputo fare. È un ragazzo che se fosse per lui combatterebbe ancora oggi e anche fra altri 10 anni, perché è sempre in palestra, non riesce a staccarsi dagli allenamenti, ha una passione per il pugilato davvero incredibile. Salvatore Fanni non ce l'ha fatta, l'assalto al titolo europeo dei Mosca nel confronto di ieri notte con Luigi Camputaro è fallito per un richiamo dell'arbitro che è costato un punto decisivo per le sorti del match. Non è facile praticare oggigiorno anche il pugilato, ci vuole tanto sacrificio e più che altro bisogna saperlo fare, perché non è facile, bisogna saper iniziare, bisogna saper smettere, bisogna saper sfruttare le occasioni importanti. Il trono europeo dei pesi mosca è rimasto ancora senza re e infatti terminato in parità l'incontro tra Salvatore Fanni e Luigi Camputaro, che a Guspini si contendevano il titolo lasciato vacante al britannico Reagan. La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione. Nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde del mare
questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano alla stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerci a restare chiusi dentro casa. È sempre più dura per lui. Spero di farci ognuno la sua strada, di evitarmi lui a me o io a lui. Però se fosse di tornarci a incrociare, peggio per lui. Dentro le stanze le brucia la storia dà torto e dà ragione. La storia siamo noi che scriviamo le lettere. Storie di pugili e di uno sport che da nobile arte diventa talvolta disoccupazione. Ho sempre chiesto un posto di lavoro e d'altronde non mi è dato, non mi hanno dato nessuno ancora. Purtroppo è ancora disoccupato e quello è un problema dei pugili sardi. Il pugilato, se va, deve essere anche assicurato con qualche assicurazione, non lo so, una speranza per un domani. La storia quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti che sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto 1 milione di libri insieme a quelli che non sanno nemmeno parlare. Ed è per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può fermare. La storia siamo noi padri e figli, siamo noi, bella ciao che partiamo. La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano. Se dovessi rinascere rifarei il pugilato, se io potessi oggi mettere i guanti farei il pugilato, perché ho fatto sempre il pugilato con grande passione, non ho mai e poi mai sentito la fatica.